l'ultimo intervento mi rafforza nella mia convinzione che forse sarebbe il caso di uscire da questo nostro incontro di oggi con una serie di appuntamenti, magari di carattere tematico, che ci consentano, diciamo, di fare degli approfondimenti, diciamo, un po' più organici. Ecco, il tema, per esempio, della previdenza non può essere preso a spizzichi e a bocconi, abbiamo bisogno di fare un ragionamento d'insieme. Certo, l'obiettivo è stato qui detto e non si può non essere d'accordo, è quello di tentare di elaborare un pensiero nuovo, un progetto di società che è il modo per definire un profilo autonomo di sinistra e libertà. Qui però io vorrei tentare subito di dire una prima cosa, anche per, se si è d'accordo, definire quali sono, diciamo, gli appuntamenti tematici. In rapporto a che cosa vogliamo definire il profilo di sinistra e libertà? Io credo che noi dovremmo misurarci con le due grandi sfide di questa epoca. Ovviamente, lo sappiamo tutti, sono la crisi economica da un lato e la crisi ecologica dall'altro. Credo che queste siano le due grandi questioni con le quali dobbiamo fare i conti. L'una che ha degli effetti sociali devastanti, che qui sono stati rappresentati da vari compagni, e l'altra che ha a che fare, diciamo, con, non solo, come si dice, con la sopravvivenza del pianeta, ma anche a che fare, diciamo, con cose molto concrete, insomma, no? Che hanno a che fare, diciamo, anche con la nostra qualità del vivere, con i disastri, no? Vediamo qui ormai tutti questi fenomeni estremi che si stanno determinando anche nel clima, spesso si va sott'acqua, poi eccetera eccetera. E allora però qui c'è una prima questione, io non ho tempo di affrontarla, ma però ci potrebbe, a mio parere, aiutare, diciamo così, a definire quali sono le centralità. Questa crisi, per esempio, da che cosa è determinata? No? La vulgata generale ci dice che questa è una crisi essenzialmente di carattere finanziario, subprime, mercati finanziari non regolati. Bravo. C'è per esempio un'analisi che io condivido molto, che è stata recentemente anche sintetizzata in un bel documento di Paolo Leon, di Emilio Brancaccio e anche di Fassina, che non è male, che dice sostanzialmente che questa crisi è una crisi determinata da un mondo di bassi salari, e cioè dal fatto che nel corso degli ultimi 3 anni noi abbiamo assistito ad una progressiva divaricazione tra la produttività oraria e, diciamo, la riduzione invece dei salari diretti e indiretti, intendendo per salario indiretto ovviamente il welfare. E che negli ultimi 30 anni abbiamo assistito ad una, diciamo, ad un fenomeno, diciamo, che è rappresentato dalla deregolamentazione dei mercati, dalla centralizzazione dei capitali e dalla frammentazione del lavoro certo determinata, diciamo, e resa possibile dalle nuove tecnologie, eccetera, 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 ma che ha anche un segno sociale, un segno di classe, e la frammentazione del lavoro è funzionale all'indebolimento della rappresentanza sociale e politica del lavoro. E che per uscire quindi dalla crisi, tu non esci dalla crisi perché, insomma, per dirla in pillole,
si è determinata la condizione per cui, diciamo, riducendosi i salari non c'è più chi acquista le merci, e siccome a un certo punto è accaduto che la spugna rappresentata dagli Stati Uniti d'America attraverso il signoraggio del dollaro, tutte le cose che sappiamo, e cioè una situazione nella quale gli americani vivevano al di sopra delle proprie possibilità, tutta questa cosa è finita. Se tutta questa cosa è finita e quindi entra in crisi un modello economico e sociale, quello che noi abbiamo conosciuto, eccetera, eccetera, e sul quale la risposta, diciamo, delle sinistre, la risposta anche, diciamo, in Europa dei partiti socialisti, è stata una risposta che ha visto il prevalere della terza via, no? Blairiana, o di Schroeder, eccetera, eccetera, quindi con un indebolirsi, un ritirarsi progressivo, diciamo così, del welfare, delle politiche del lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro che questa cosa qui, se, diciamo, condividiamo questa analisi che ho confusamente, diciamo, provato a tracciare, beh, allora qui si richiama un punto, e cioè che non esiste la possibilità di uscire dalla crisi e non esiste la possibilità di ridefinire un profilo della sinistra che non metta al centro il lavoro. Certo, il pluriverso, non c'è dubbio, Sandro, il pluriverso mondo del lavoro, no? In tutte le sue articolazioni, ma rifuggendo dall'idea che ho sentito qui e là anche echeggiare qui questa mattina, cioè di un'idea secondo la quale, come dire, in qualche modo per uscire da questa situazione dobbiamo stare dentro una logica dei giovani contrapposti agli anziani, precari e gli garantiti, tutta questa storia qua, insomma, no? Quindi come si ricompone il mondo del lavoro frantumato e come lo ricomponi attraverso un disegno, un progetto politico, un'idea, ma questo lo ricomponi dentro il conflitto sociale, non è che lo ricomponi così a tavolino, dentro i conflitti, se preferiamo, i conflitti sociali. Allora, siccome a settembre l'autunno si presenta rigido, qui il punto è come ci stiamo dentro. Come ci stiamo dentro? Certo c'è un problema del sindacato, ma c'è un problema per una forza politica di sinistra di come tende, diciamo, a dare voce, o di come noi ricostruiamo le nostre radici dentro quel mondo del lavoro. Poi c'è una seconda cosa, purtroppo non dialoga, ha ragione Rosa, c'è quell'altro mondo. Io ho trovato straordinario il fatto che abbiamo raccolto 16.000 firme contro il PTRC della Regione Veneto, e sono, guardate, sì è vero, qualcuno dice ma sì, sono fenomeni NIMBY eccetera eccetera, spesso e volentieri nascono come fenomeni NIMBY, ma poi via via nel momento in cui si mettono in rete, discutono, approfondiscono, acquisiscono una visione di carattere più generale. E questo mi pare un fatto straordinario, però non sono molto d'accordo, non mi convince, diciamo così, Revelli quando dice che l'unica prospettiva è quella, diciamo così, di queste produzioni, diciamo, di questi modi un po' di nicchia, diciamo così, che sono al di fuori del mercato. Il problema è di come li riconnettiamo questi discorsi dentro un discorso che fa leva sulla centralità.